Buongiorno signori, bentornati. Oggi giro grandioso in compagnia di due top player della montagna. Grandissimo Demis Rock Experience e Super Iris. Oggi faremo il giro delle banche. Beh, qui davanti abbiamo Spendi, Piste del Sagrone e Piste de Metz. Là in fondo si vedono anche i gendarmi, che passeremo anche di là ovviamente. Siamo partiti dalla banca nord e qui è una grande area di sosta. Ci abbiamo detto qui le torri di Neva, giù di lì da qualche parte c'è il rifugio Boz, abbiamo tutte le vette feltrine, là in fondo si vede anche Monte Grappa, qui sotto c'è il Primiero e vediamo tutte le pale di San Martino qua davanti, e là in fondo si vede anche la parete sud della Marmorada, incredibile, vista stupenda. Bravo, il lago Rai là in fondo. Guardate che meraviglia. Sembra impossibile, eppure si passa qua. Mitico Palughet, verrà aperto un rifugio prossimamente. Ecco signori, allora Sasso delle 11, Demis? Sasso delle 11 è Quello lì. la cima più alta di là, Esatto. si sale dal passo del Comedon, Bravo. fa tutta la cresta, poi si passa dietro l'ultima cresta che c'è la Cengia a sud-est. Questo è il Col del Mul, del Mul, che è a ovest del bivacco Feltre, che è dietro. e qua abbiamo davanti a noi c'è il Piste de Metz e là in fondo il Piste del Sagron. Questa è la Valle di Simonega. Questa è la valle del Cimone. Ecco. Pian del Re e Pian della Regina. Pian Il del Re. sentiero che si vede da via è il sentiero dell'alta via numero 2 che sale al passo del Comedon, lo Zigo Zago. Adesso si vede. E qua c'è i gendarmi qua sopra, guardate. Questi due qua, uno e una due, I gendarmi. i gendarmi che fanno la guardia sulla banca nord. Bene. La banca nord credo che sia finita, La vero? banca nord è finita, adesso iniziamo la banca est. Wow, fantastico. La banca est che ci porterà alla finestra. Wow, non vediamo l'ora. Signore e signori, alla fine della banca est c'è la mitica finestra del Sas de Mura là in fondo. Ecco qua Demis Black Beer. No, aspetta. Eccolo qua, Demis Bear Brock Mountain Brocon, passo Brocon Mountain e Irish Blonde Mountain che fanno la scalata poco prima, siamo poco prima della finestra del giro. Ecco signore e signori, siamo arrivati alla mitica, no una, anzi due finestre. Guardate che meraviglia. Lei è già su ad ammirarla. Cosa ne pensi? Bella, bianca. Doppia sì. Allora dalla finestrella più bassa vi mostro la banca sud che faremo tra poco. Ecco, andremo via di là e arriveremo lassù. Eccoci qua laggiù, c'è il rifugio Boz, il lago della Stua e lassù la finestra vista dalla banca sud. Ragazzi, qui come dice il caro vecchio Bear Brock Mountain, si va dentro il Sas de Mura, giusto? Nel cuore del Sas de Mura, ragazzi. I want someone to love me. I need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see. Coming over to me. This days are way too
Allora ragazzi, oggi il nostro caro amico Demis ha messo in fresca, diciamo, a che punto prende il suo Forcella Neva, 3 Radler. E allora siccome lui è Bear Rock Mountain, oggi è Radler. Eh? Ah, ok, lui di solito è Bear Rock Mountain, oggi è diventato magicamente Radler Rock Mountain per gli amici, giusto? Adesso qui siamo in discesa sull'ultima banca ovest, mi dicono dalla regia, e fate sempre attenzione, qua sopra è il punto più alto, qui è tutta in discesa, mi raccomando. Ecco il passo del postino per arrivare poi, che manca poco, a Forcella Neva. Vediamo la Miss Lady Iris che 3 secondi lassù, cioè. Fate attenzione perché qua avrebbe la tentazione di saltare tra qui e qui, ma la tentazione è forte, ma se volete andare giù al bozzo a bervi una birra è meglio che fate il passaggio giù, ve lo consiglio. Iris, grande! Super Demis che c'è solo da imparare da un montanaro come lui, veramente. Addirittura con le stecche, ragazzi. Troppo facile senza. Troppo facile senza. Arrivo.